Nuovo derby dell'Agrigentino per il campionato nazionale di Serie D. Domani nel mitico Dino Liotta si sfideranno Licata e Castrum Favara. Ci sono ben 12 squadre siciliane in questo girone e quindi naturalmente praticamente ogni domenica è come se fosse una partita di cartello. Questa mattina l'ultimo allenamento di rifinitura per mister Infantino per cercare di avere l'organico il migliore possibile da presentare domani al Dino Liotta. Un Licata reduce dalla sconfitta con quella che dovrebbe essere la corazzata di questo girone e invece il Favara che è galvanizzato dalla vittoria nel derby con l'Acragas. Domani sicuramente ci sarà una bella partita, c'è anche la possibilità dei tifosi favaresi di andare al Dino Liotta, infatti c'è la prevendita e si possono acquistare anche i biglietti online per arrivare già preparati allo stadio. Insomma ci sono tutti i presupposti per una bella giornata di calcio, ma seguiamo le interviste. Si sapeva che con 12 siciliane ogni domenica c'era un derby, credo che però al di là dei derby ci sono punti in palio che noi siamo alla ricerca perché dobbiamo arrivare il prima possibile a una quota salvezza che ci può dare serenità. Che Favara andrà a Licata? Ma noi siamo consapevoli di avere una forza, consapevoli che abbiamo intrapreso una strada che ci deve dare soddisfazione alla nostra gente. Un Favara che non sarà lì a Licata per fare la comparsa, noi vogliamo fare la nostra parte come abbiamo fatto in queste 3 partite e continueremo a essere quelli che a noi piace, quelli di essere protagonisti in campo, quelli di essere aggressivi, quelli di essere propositivi. Poi c'è un avversario importante, c'è un allenatore che io stimo tantissimo, non ci casco nel chiacchiericcio delicata in difficoltà perché li ho visti giocare, l'ho visto con la Scafatese, so che è un allenatore che dà molte motivazioni al gruppo, ha dei giocatori che questo campionato l'hanno vinto, l'ho detto ai miei giocatori, credo che i complimenti della domenica sono variabili, noi dobbiamo lavorare per avere i complimenti finali, quelli di giugno. Sicuramente sappiamo che andiamo a incontrare una squadra forte, una piazza come Licata non ha bisogno di presentazioni, hanno un organico importante, hanno delle individualità importanti, quindi sappiamo che è una partita molto difficile. Finalmente posso essere disponibile per la squadra, per il mister, per dare una mano. Speriamo bene e noi faremo sempre il massimo per uscirne con più punti possibili. Che impressione hai avuto di queste prime partite del campionato di Serie D che dicevamo ha ben 12 siciliane ma ci sono anche delle squadre blasonate? Credo che rispetto all'anno scorso il livello del girone sia aumentato di molto. Dovunque vai a giocare sono campi difficili e non è mai facile fare il risultato. Io dalle prime impressioni qui abbiamo una squadra che può fare tanto, siamo un gran gruppo secondo me, però dobbiamo dimostrarlo domenica per domenica e speriamo di toglierci tante soddisfazioni. È una partita che aspettiamo tutti, è una grande partita che anche i tifosi che aspettano tutti, quindi cerchiamo di fare nostra, anche di più. Con che spirito andrai a Licata? Sì, con grande spirito perché Licata mi sono trovato come a casa mia, quindi vado a trovare anche la famiglia, quindi è buono vederle loro. Domenica c'è una partita importante, perché è un campionato di tante squadre. Abbiamo fatto il derby domenica, ci è andata bene, ora andiamo a Licata, la squadra sta abbastanza bene. Cerchiamo di fare una bella partita, speriamo che il pubblico deve essere un'altra giornata di festa, perché ormai ci dobbiamo mettere in testa che ci dobbiamo solo divertire, deve essere una domenica di stare tutti insieme e divertirci. E poi dal punto di vista societario, insomma, non risparmiate energie, ci sono stati dei nuovi innesti? Sì, sempre qualcuno. Diciamo che c'è una situazione che piace a tutti e quindi si avvicinano un po' di persone. Questo ci fa piacere, anche perché
c'è una società seria, gente per bene, quindi cerchiamo di costruire sempre di più.